sì, sì. Bene, buongiorno a tutti. Oggi 3 dicembre celebriamo la giornata internazionale delle persone con disabilità. Io sono qua assieme con Davide Meneghini, che è consigliere comunale di Padova, è una persona insomma con tanti interessi, tante idee e ringrazio Davide per essere venuto qua poi con le altre persone che parteciperanno alla nostra chiacchierata. Davide oggi ci presenta una guida che si intitola, un titolo un po' insomma altisonante, come arricchire la tua azienda, metodologie e modalità per agevolare l'inclusione lavorativa. Oggi appunto dicevamo che è la giornata internazionale, è una giornata importante perché in un paese civile è una giornata in cui si ricordano le persone con disabilità di qualunque tipo essa sia, che hanno diritto alla piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della nostra società. Questo peraltro, se ci fermiamo all'ambito del lavoro, questo è riconosciuto con una legge particolarmente importante che è la legge 68 del 99 che ha per la prima volta introdotto delle norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità. Quindi si celebra praticamente il diritto all'uguaglianza e il dovere per tutti di garantire chiunque abbia qualche forma di disabilità di poter godere in modo indipendente dei medesimi diritti, senza alcun tipo di impedimento, eliminando quegli ostacoli che limitano il rispetto di questi diritti imprescindibili. Questo concetto oggi è sicuramente più complesso e considerato e articolato che non nel 1981, in cui fu appunto stabilita la data della giornata appunto internazionale delle persone con disabilità. Ma si deve fare e si può fare ancora molto per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di garantire a tutti i disabili una vita realmente integrata nella società, includendo e valorizzando al massimo le potenzialità di ciascun individuo. È per questo che oggi abbiamo deciso di celebrare, quindi ringrazio ancora una volta Davide Meneghini che ci ha dato questa opportunità e questa idea, questa giornata assieme con portando avanti diciamo delle buone pratiche che possono essere a disposizione di tutti, no? In primis delle persone con disabilità che appunto come viene spiegata in questo manuale, insomma ci sono anche delle idee per loro, ecco, per proporsi in modo positivo, in modo ottimistico nei confronti delle aziende, ma anche nei confronti delle aziende e anche nei confronti dei politici della nostra, di far crescere anche la nostra società anche da questo punto di vista. Ecco. Con il manuale vengono riportati poi fra l'altro dei passaggi, dei pensieri che poi magari ci leggerà anche Davide. Per esempio un pensiero di Alex Zanardi che vi leggo e mi ha particolarmente colpito. Se a un colloquio di lavoro ti si presenta uno bello, ben vestito, abbronzato, sei subito ben disposto. Se viene uno su una sedia a rotelle sei diffidente. La grande sfida è lavorare perché ci si concentri sulle persone e su quello che hanno da offrire. Credo che questa è una frase molto semplice, ma è una frase così un po' che può riassumere anche il significato di tutto il libro che ha costruito pezzo pezzo e tassello su tassello
Davide Meneghini, quindi mettendo insieme un po' delle idee che gli erano venute a lui nella sua esperienza lavorativa che continua, insomma è un'esperienza anche di successo non solo lavorativa ma anche per quel che riguarda il piano sociale e politico, perché insomma sei consigliere ormai da 3 legislature, quindi devo dire che insomma anche vista la giovane età credo che essere consigliere comunale a Padova non è semplicissimo entrare, sapete che insomma è una città con più di 200.000 abitanti e credo che questo va a merito anche di Davide e di tutto quello che con forza e con grande volontà ha saputo fare in questi anni. Una forza e volontà in cui ha rappresentato bene anche il mondo, diciamo, della disabilità, offrendo anche un modello su cui anche altre persone si sono basate in questi anni. Ecco, quindi grazie Davide ancora per la tua presenza. Adesso ti do la parola, se no poi faccio troppo il politico, vado troppo in lungo e così cominci a parlare, diciamo, della tua esperienza, di questo manuale, di quello che ci dice. Grazie. Grazie mille Luciano. Luciano Sandonà è un amico per me perché insomma, non è così semplice che in una giornata così importante, insomma, come consigliere è stato veramente gentile a ospitarci in questa bellissima scenografia in cui siamo e veramente lo ringrazio e grazie di cuore della tua sensibilità. Scusate, interrompo un attimo Davide perché mi sono dimenticato di dire che abbiamo qui anche Roberta Vianello che è una mia collega che ha voluto essere presente qui oggi anche in conferenza assieme a varie altre persone che sono qui assieme con Davide che poi ci parleranno delle loro esperienze. Roberta Vianello è una persona che ha a cuore, diciamo, anche molto certi determinati temi, ecco. E poi magari ci farà un saluto anche lei. Prego Davide. Grazie mille Luciano. Quindi questo manuale nasce poco per una sfida, nasce a luglio. Io parlavo appunto con il qui presente Gennaro Simeoli, che secondo me dicevo, guarda, secondo me mancherebbe una guida, lui che anche in azienda, ecco, ne parlavamo in apologistica, ci ragionavamo e ci siamo detti ma manca effettivamente una guida, un'idea, mancano un po' delle direttive da poter dare appunto alle persone con disabilità ma allo stesso tempo alle aziende. Ecco, per quello che abbiamo notato, quello che si nota insomma in questo manuale, è stata una scoperta continua, ecco, mentre io sono cominciato a giugno più o meno a scrivere questo manuale e ho finito qui a ottobre, ogni settimana, come diceva il consigliere Sandonà, è stata una scoperta continua, infatti è stato molto stimolante da questo punto di vista perché mano a mano appunto che si andava avanti di giorno in giorno sia sentivo delle testimonianze che infatti ci sono all'interno, infatti saluto anche che qui purtroppo non sono presenti il tenente colonnello Paglia e il presidente del Comitato Paralimpico Veneto Ruggero Virnai, che sono state altre due figure di persone con disabilità che hanno in qualche modo raccontato la loro esperienza di successo nonostante appunto una condizione di svantaggio. Abbiamo raccontato un po', in questo manuale si racconta un po' tutto il percorso di vita lavorativa, di quanto sia importante, ecco, sia per l'aspetto remunerativo, perché secondo alcune analisi soltanto il 9% delle persone con disabilità frequenta cinema e teatri. Sempre questo, il fatto se magari avessero un lavoro magari comincerebbero a frequentare queste, diciamo, queste situazioni di intrattenimento che poi portano cultura, portano contatti, referenze. Cioè, io mi sono accorto, scrivendo appunto questo manuale, che manca proprio un mondo sommerso che molte volte non se ne parla sui media. Ecco, devo dire che oppure se ne parla in maniera superficiale, si dicono i dati e poi nell'approfondire si vede che c'è parecchio, diciamo, dimenticanza, che c'è parecchio vuoto, parecchio buio. Ma ad esempio, porto anche un altro esempio che ho citato in questo manuale, c'era un ragazzo ingegnere di Pesaro che il primo lavoro che ha fatto quando ha vinto un concorso è stato fare receptionist, però l'unica cosa è che era sordo. E quindi queste piccole, diciamo, storie che dopo in realtà questa ha avuto una divulgazione, ha avuto una comunicazione, però ce ne sono tante che sono rimaste purtroppo nel dimenticatoio e ce ne sono, vivono tutti i giorni situazioni così. E nel libro c'è anche scritto un aspetto fondamentale che è una, tra virgolette, una patologia che non viene spesso molto considerata, che è il minority stress,
cioè tutte le volte che un ragazzo disabile entra a lavoro, prima e dopo, comunque ha degli impedimenti, ha delle difficoltà, e queste sono considerazioni che il datore di lavoro, i colleghi, è giusto che devono fare. Ecco, magari, nel senso, ci vuole quella sensibilità di capire che mentre magari una persona normodotata è nata in azienda tranquillamente con le sue gambe, con la macchina, la persona con una disabilità può aver incontrato un sacco di barriere, e quindi insomma bisogna avere un attimo quella, non dico quell'attenzione, però quella capire che diciamo che la tua giornata è comunque diversa dalla tua. Ecco, questa è una partenza interessante secondo me da dover sviluppare soprattutto nelle aziende. Ecco, poi un altro aspetto che ho in qualche modo sottolineato nelle aziende, che secondo me quello è un po' la fase clou, è quando viene fatto un inserimento di parlare con i colleghi. Cioè nel senso che il datore di lavoro, i dirigenti, insomma le varie rappresentanze, è corretto che prima si interfaccino con i propri lavoratori dipendenti per capire se uno di loro magari ha conosciuto indirettamente o direttamente il mondo della disabilità. Nel senso, se magari ha una persona con disabilità in casa, ha fatto volontariato, quella persona potrà essere un perfetto tutor per l'inserimento lavorativo. Ecco, quindi lo scrivo anche nel libro, che secondo me, ecco, purtroppo nasce come obbligo assumere una persona con disabilità superati i 15 dipendenti con la legge 68. Sarebbe bello che diventasse invece la visione sarebbe quella di mentalità, ecco, cioè di, come si dice, opportunità, ecco, perché da lì se noi superiamo quel preconcetto che magari la società odierna ci ha diciamo costruito, i modelli che abbiamo avuto, pensiamo ai mass media degli anni 80, anni 90, che sono bodybuilder, cioè il calciatore di successo, ecco, mancano delle persone con disabilità visive, di fama, di successo, a parte pochissimi casi che poi vengono considerati, anche lì c'è un caso che il Bocelli, nel senso che sono contentissimo che abbia avuto successo, non si può negare le sue potenzialità, però viene considerato più un fenomeno, una figura impossibile quasi da raggiungere, o anche lo stesso Zanardi. Sono una categoria di persone con disabilità che comunque avevano qualcosa, un talento, come succede nel calcio, c'è Ibrahimovic e poi c'è il ragazzo che gioca in serie dilettanti, insomma, però diciamo che si è data tanta visibilità alle persone con disabilità di successo, ma, sportivo, musicale, ma tutti gli altri settori sono abbastanza, non dico ci sono, ma non hanno una visibilità importante a livello di, sì, insomma, di attenzione. Quindi questi sono alcuni aspetti che abbiamo sviluppato che ho sviluppato nel manuale, e come dicevo quello che è stato interessante è stata una scoperta continua, nel senso che questo, e ci tengo appunto a ringraziare, oltre al consigliere Sandona, anche alcuni relatori che ci saranno quest'oggi, che anche loro, grazie al loro contributo, anche loro sono stati fondamentali per lo sviluppo di questo manuale. Sì, parlo un po' di capitoli, allora sul secondo, sì. Allora, il primo capitolo, innanzitutto io ho deciso di impostare così il manuale. Ogni capitolo ha una citazione di un personaggio famoso con disabilità in cui in qualche modo diciamo, ha avuto una sensibilità, ha avuto una visibilità, e questo serve per dare positività. Ecco, appunto, come dicevamo nella parte introduttiva, questo manuale serve comunque non è per un manuale che dice che situazione brutta, cioè il 70% delle persone con disabilità non lavorano, ma anzi questo 70% di dare una motivazione, una spinta. Allora, il primo capitolo appunto è inclusione al lavoro, percorsi di valore per le persone con disabilità. Qui raccontiamo un po' quello che sarebbero le buone prassi dallo sport, anche dal calcio, quanto siano fondamentali anche questi aspetti, perché dopo si possa avere successo nello sport. Ecco, tutto nasce dall'infanzia, nasce dalla conoscenza della diversità. Dopodiché il secondo capitolo è la presenza delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, i dati. Qui raccontiamo un po' tutte le categorie, le differenze anche di territorio, di regione. Qua al nord siamo abbastanza più fortunati rispetto ad altre regioni, però c'è da considerare che, ripeto, qui purtroppo i dati ci dicono inserimento lavorativo avvenuto, però non sappiamo come sia avvenuto questo inserimento, cioè che sia un inserimento produttivo, questa è la speranza, però non abbiamo di questa conoscenza. Perché soffermarsi sui limiti quando si può valorizzare il resto? Questo è un altro aspetto che abbiamo, appunto, che ho voluto sottolineare. Come realizzare una vera e propria inclusione sociale in azienda,
Come possiamo fare la differenza? Raccontiamo anche la legge 68 in 2 capitoli, anche con l'articolo 14 che dà la possibilità alle cooperative di terziarizzare alcune attività e facendo assolvere l'obbligo. L'inclusione che rallenta ad essere inclusiva, che comunque la legge 68 è del 99, quindi si parla dell'altro ieri, sono 25 anni che c'è una legge su questo settore. Strade da percorrere, comunicazione e conoscenza, l'importanza che sarebbe da parte dei media di poter in qualche modo dare visibilità di casi di successo di disabili nel mondo del lavoro, e i consigli utili per il candidato. Questi sono un po', ecco, i capitoli sempre con 5-10 pagine, e quindi insomma sono abbastanza ricchi e secondo me, ecco, ne tornerete più contenti, sarà interessante, una bella lettura che in un paio d'ore secondo me si riesce a leggere. Sarà fruibile sul sito dell'app Logistica gratuitamente, e poi su Amazon che c'è la possibilità di acquistarlo anche lì. Lì in quel caso la piccolissima percentuale che è richiesta va direttamente alla cooperativa Progetto Insieme, che è qui con noi oggi e ci racconterà anche un po' la sua testimonianza. Bene, grazie Davide, perché devo dire che insomma hai fatto un lavoro che forse in questo momento mancava. Non conosco un esempio come questo nel nostro paese. Poi Davide non l'ha detto, ma i dati dicono che il 70% di persone con disabilità non lavorano. Quindi anche questo insomma è una sfida che abbiamo per il futuro. Ci sono dei capitoli appositi anche che riguardano proprio il tema della legislazione in vigore, e poi anche di alcune idee su come si può agire anche per il futuro per migliorare anche l'aspetto normativo del nostro paese. Sicuramente è uno sforzo che dovremo fare nei prossimi anni, anche perché realtà come quelle che oggi presenterai ce ne sono sempre più presenti nel nostro territorio. Anche questo è un segnale di ottimismo per quello che è successo. Ne conosco anch'io molte realtà che sono partite magari 20-30 anni fa, con pochissimi mezzi, con grandi difficoltà, grandi ostacoli. Adesso sono diventati realtà importanti e punti di riferimento per le famiglie con persone con disabilità più o meno grave, anche questo è da sottolineare, e poi anche punti di riferimento per altre realtà che in questi ultimi anni hanno trovato spazio nel settore non solo della disabilità, dell'inclusione sociale, ma anche nei settori, diciamo, di tutte le difficoltà che ci si trova nella vita sociale nel nostro paese, che sono sempre di più, sono in aumento le tipologie purtroppo di difficoltà. Pensiamo solo alle famiglie che hanno genitori magari separati, o insomma tutto quello che si trova in giro. C'è uno spettro ormai sempre più ampio nella nostra società, e sono persone che se diciamo curate, se si cura molto anche l'aspetto personale di questi nuclei familiari, di queste persone, si valorizzano, sanno dare molto anche alla nostra società. È quello che ha messo in evidenza Davide con il suo manuale. Ecco, che è un manuale che non guarda tanto agli aspetti negativi, ma guarda agli aspetti positivi del futuro. Ecco, questo credo che è un merito particolare di Davide. Ecco. Quindi proseguiamo, andiamo avanti. Davide chiama ancora le persone. Sì, chiamiamo subito Gennaro Simeoli, App Logistica, che è imprenditore, amministratore delegato, che con lui abbiamo, diciamo, deciso di fare questo lavoro qualche mese fa. Ciao. Salve, buongiorno a tutti. Ringrazio il consigliere Luciano Sandonà per essere sempre a completa disposizione ogni qualvolta Davide propone qualche iniziativa riguardo il settore. Veramente tanto grazie. Grazie a te Davide per coinvolgermi anche in questo bellissimo e costruttivo progetto che sì, l'hai già detto, non ho battuto ciglio
quando mi hai chiesto cosa ne pensavo e cosa volevamo fare nel futuro prossimo. Sono stato contentissimo di questa sua nuova idea. La mia presenza oggi qui non vuole essere un esempio, ma vorrei più essere una testimonianza. Sappiamo già tutti, come prima dicevi, anche in questo settore abbiamo persone, tu hai citato il mio idolo, ma veramente il mio idolo, non ce ne sono personaggi al di fuori di Michel Pretucciani, che è stato un pianista virtuoso, che oltre ad essere un bravissimo pianista in maniera tecnica, armonica, lui è riuscito proprio a distinguere, a crearsi un suono suo e a dare proprio una sua identità. Chi ascolta musica jazz e ascolta Michel Pretucciani riesce anche a non vederlo, ma a capire che si tratta di Michel Pretucciani, proprio perché ha avuto, ma stiamo parlando appunto di eroi come Ibrahimovic. A cui è dedicato. Sì, a cui poi è dedicato. E, a parte questi eroi, però posso testimoniare che all'interno della nostra piccolissima società applogistica abbiamo 3 esempi, li abbiamo valorizzate tutte e 3 gli esempi. Quella lì che cita Alex Zanardi è una brutta cruda realtà, effettivamente è così, ma noi l'abbiamo superata. Abbiamo all'interno della nostra azienda la persona con disabilità fisica che cura una parte essenziale, importantissima della comunicazione di App Logistica. Abbiamo la parte quella lì un po' più semplice, che sono le persone, diciamo, nella sfortuna più fortunate, che hanno delle disabilità minori, tipo la persona con il diabete oppure la persona che ha una malattia non tanto, insomma, importante. Quelle persone sono più fortunate nella sfortuna ad avere un'agevolazione nel mondo del lavoro più avvantaggiata, perché sono quelli che vengono richiesti dalla maggior parte degli imprenditori, perché credono che in quelle figure si possa trovare comunque produttività, e anche gli uffici di collocamento, diciamo, è la figura e la risorsa più semplice da poter inserire qualora viene fatta una richiesta da parte di qualche azienda. La figura un po' più difficile da poter inserire nel mondo del lavoro è dove troviamo la disabilità cognitiva. Noi siamo riusciti a fare anche questo, grazie comunque alle istituzioni, perché non posso negare che comunque soprattutto qui in Veneto, tra l'altro dal mio accento si sente che non sono nativo in Veneto, ma vivo in Veneto da 24 anni, sono fiero di vivere qui e io ho visto anche che su queste tematiche c'è molta attenzione. Grazie all'ASL di Padova, insieme alla dottoressa Annalice Lazzaro, grazie alla Regione Veneto, perché oltre al percorso fatto con Padova abbiamo attivato anche un progetto che è messo a disposizione della Regione Veneto, e grazie soprattutto alla cooperativa Progetto Insieme, che si occupa di questo quotidianamente e ci ha dato una grossa mano per poter inserire una persona con disabilità cognitiva. Oggi la persona è produttiva, sembra strano ma è vero, è produttiva, perché fa una piccola e semplicissima attività di assemblaggio o confezionamento o smistamento di DT, ma che sono quelle attività che per fortuna oggi, anche se sono comunque molto propenso all'intelligenza artificiale, all'automatizzazione, quei lavori là a oggi non si può ancora raggiungere, poterli affidare ad una macchina, ma si può anche pensare di non raggiungere questo obiettivo, proprio appunto per lasciare una corsia preferenziale a queste categorie. A volte gli imprenditori fanno fatica a parlare con le istituzioni,
perché purtroppo quando ci si presenta all'istituzione in azienda, ahimè, a volte non è mai perché c'è un semplice colloquio da fare, ma è sempre perché c'è qualche problema o per un'ispezione o per qualcosa. Per cui io direi di abbassare le barriere, inviterei gli imprenditori a guardare avanti. Oggi, passatemi il termine, porta di moda, anche se nel futuro prossimo sarà un obbligo, avere l'azienda green, perché non facciamo diventare di moda avere l'azienda inclusiva. Per cui chi non lo vuole prendere come impegno sociale, chi non lo vuole prendere perché deve assolvere la legge 68, prendetelo perché porta di moda. Abbiamo visto che già con lo sport si ottengono degli ottimi risultati e io posso essere uno di quelli che può confermare che anche in ambienti lavorativi e produttivi si possono ottenere, insomma, ottimissimi risultati. Grazie Gennaro Simeoli, Aplogistica, e diamo la parola a Luca De Vito, Eurointerim, Agenzia per il Lavoro del territorio, che ci racconta un po' una bella esperienza di successo anche qua e che dire, insomma, complimenti. Grazie Davide, i complimenti vanno fatti assolutamente a te, perché sei stato artefice di un'iniziativa a dir poco importante, interessante, e vedo anche, insomma, da quello che qui persone più o meno addette ai lavori, ci sono appunto rappresentanti della politica come il consigliere Sandonà, giornalisti, imprenditori, sono tutti interessati a quello che dici, ecco. E questo lo si vede negli occhi della gente e anche nella passione che è stata messa nei loro interventi. Io ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di partecipare a questo tuo bel lavoro e ti ho detto fin da subito che quello che io potevo fare era portare quello che è il punto di vista dell'azienda, quello che le aziende vedono. La nostra è un'azienda che si occupa tra l'altro di ricerca e selezione del personale, quindi porta la voce propria, ma che è anche lo specchio di quello che altre aziende di altri settori vivono. Oggi noi siamo qui a festeggiare la giornata internazionale delle persone con disabilità e giornate come questa sono, diciamo, lo specchio del fatto che qualche cosa sta cambiando, ma come si legge dalle statistiche citate nel tuo libro ancora molto deve cambiare. Mi ricollego anche a quello che diceva il collega Gennaro, al fatto di fare addirittura diventare di moda. Beh, innanzitutto la consapevolezza sta aumentando e le aziende senz'altro sono oggi consapevoli di una responsabilità sociale che hanno e che quindi devono recitare un ruolo a 360 gradi. È anche vero però che è giusto sottolineare come l'inserimento di persone oggi appartenenti alle cosiddette categorie protette, disabili, svantaggiate, chiamiamoli in mille modi, ma conta la sostanza, sia anche un'opportunità. Il consigliere citava prima il dato del 70%, quindi il 70% delle persone che oggi hanno una disabilità più o meno importante non lavorano. Questo ci indica che questo è un bacino dal quale si può attingere anche quando si va a ricercare il personale. Noi che ci occupiamo di ricerca e selezione del personale ci sentiamo dire ogni giorno dalle aziende clienti che non sono più in grado di trovare il personale, però ci sono bacini ancora troppo poco esplorati. Quello delle persone con un handicap, con una disabilità non è l'unico, si potrebbe parlare di tanti altri bacini, ma stiamo concentrati oggi su questa giornata. E quindi se ci si rende conto che magari certe persone addirittura le abbiamo già in azienda, Davide in questo libro cita esempi di persone con competenze particolari, specifiche, magari le stesse competenze che ogni giorno andiamo a cercare fuori con forza nel mercato e che diciamo di non trovare, magari addirittura le abbiamo in azienda, no? Ingegneri informatici che sono messi a smistare la posta, ad accogliere le persone all'ingresso. Perché? Perché chi li inserisce all'interno della propria azienda parte da un pregiudizio che gli fa pensare che
sostanzialmente quella persona non possa ricoprire un ruolo diverso, un ruolo più complesso, ma più che più complesso io direi il suo ruolo naturale. Un ingegnere informatico è di quello che saprà parlare meglio, è quello che saprà fare meglio. E quindi ci vuole senz'altro il partire da una consapevolezza, fare un percorso assieme, aziende, istituzioni, persone che cercano lavoro. Davide diceva prima l'importanza di avere un tutor in azienda, un mentor, qualcuno, un diversity manager, qualcuno che possa aiutare le persone all'inserimento. Quindi sì, dico, le aziende devono essere consapevoli di che cosa vuol dire accogliere una persona che è diversa, ma diversa da chi? Diversa da chiunque altro, da tutti e da nessuno, cioè ognuno è diverso dal suo collega, dal suo compagno di scrivania, però dobbiamo essere capaci di comprendere che appunto ogni persona è diversa e quindi sapere come accoglierla, come metterla nella migliore condizione. Oggi parliamo tanto di tecnologia che sta entrando prepotentemente nelle nostre aziende. Come sta entrando? Sta entrando, ci sta intimorendo, c'è chi dice che sia un pericolo, chi la vede come un'opportunità. Ecco, io appartengo alla seconda categoria, la vedo come un'opportunità e rimanendo sul tema specifico dico, pensate solo grazie alla tecnologia delle cose più semplici, da un braccio meccanico che può aiutare a far sollevare un qualcosa senza l'utilizzo di una forza. Ecco, questo ci dà modo per esempio di inserire una persona in una postazione che, tolto l'impedimento derivante dalla fatica del sollevamento di quel determinato componente, quel materiale eccetera, può svolgere al meglio a quel punto la sua funzione, cioè l'impedimento non c'è più. Questo può valere per sistemi che ci mettono in condizione di ascoltare anziché di leggere, può valere per protesi che oltre a quelle, no, che magari queste persone a volte a seconda dell'esibilità che hanno si trovano ad indossare, ma possono utilizzare nel lavoro, sul campo. E quindi io dico, è veramente un'opportunità. Se noi guardiamo a quel mondo, ad un altro mondo, ad un mondo in più, ad un mondo nuovo, che però invece è il nostro mondo, solo una stanza nella quale fino ad oggi non si è cercato, anche problemi come quelli che io vivo come imprenditore operante nel settore di ricerca e selezione del personale ogni giorno, sono problemi che potrebbero scomparire o comunque ridursi notevolmente. Grazie mille Luca, è stata interessante e soprattutto avere l'idea di un'agenzia per il lavoro e penso anche per il libro è stata una bella esperienza, insomma, anche per la realtà che siete. Quindi veramente grazie. E chiedo a Gianluca Caridà, che è presidente della cooperativa Progetto Insieme, di intervenire. Gianluca appunto è presidente di una cooperativa sociale e insomma ci racconta anche lui un mondo che piano piano sta attirando l'attenzione, sta attirando un po' la mediaticità magari, però insomma non si conoscono bene quello che c'è nel sotto, ecco, nel sotterraneo, ecco, di questo mondo, e quindi Gianluca oggi ce lo racconterà. Buongiorno a tutti, grazie Davide, grazie consigliere Sandonà. Ecco, io prendendo le parole di Luca provengo da quel bacino dal quale si può attingere. Qui ovviamente non sono Gianluca Caridà, ma rappresento una meravigliosa cooperativa sociale di tipo A attualmente, che ha all'interno numerosi ragazzi con disabilità cognitiva, esclusivamente cognitiva. Ed è quella categoria di disabilità che quasi mai riesce a raggiungere un obiettivo lavorativo. La nostra cooperativa da sempre, da quando ha creato il centro diurno, lo ha creato con... era un progetto con i traumatizzati cranici, quindi persone che dalla vita normale, dovuta a un incidente stradale o caduta sul lavoro o qualsiasi altro tipo di trauma cranico, hanno dovuto stravolgere la propria vita. Quindi magari persone che lavoravano, attualmente abbiamo persone che lavoravano, e che da un giorno all'altro hanno smesso di fare tutto ciò che facevano normalmente. Quindi è stato da subito un centro diurno occupazionale. Abbiamo avuto la fortuna
di avere delle ditte, delle aziende che hanno sempre fornito del lavoro, piccolo lavoro di assemblaggio, di cernita, non ci hanno mai fatto mancare questo tipo di lavoro. Col tempo, un po' dal territorio, le richieste dei genitori, dei ragazzi giovani con disabilità spingono che i propri figli possano avere autonomia in generale, e un'autonomia generale non può prescindere da quella lavorativa. Chiaro che non vogliamo illuderci di poter arrivare al 100%, perché non tutti i ragazzi possono arrivare a un'autonomia lavorativa, ma molti possono farlo, e la spinta è stata vedere che all'interno del centro diurno sono passati 5-6 ragazzi e ragazze che attualmente sono state assunte da un'impresa. Gennaro Simeoli è un imprenditore che ha assunto una ragazza che attualmente abita da noi, che ha frequentato il centro diurno, poi ha avuto un periodo di tirocinio lavorativo col SIL, passaggio Veneto Lavoro, è stata assunta dall'azienda. Come lei, e mi piace sottolinearlo, il suo moroso, che in contemporanea, prima di lei, un po' prima di lei, stesso percorso, centro diurno, abita da noi, assunto anche lui presso un'azienda del territorio. Noi attualmente stiamo spingendo, e dovremmo riuscirci per l'inizio dell'anno 2025, a diventare cooperativa plurima. Perché? Ce ne sono già tante cooperative di tipo B. So che tante fanno anche fatica a rimanere sul mercato, perché le difficoltà di una cooperativa sul mercato di lavoro sono numerose. Già un imprenditore fa tanta fatica, una cooperativa di tipo B ne fa molta di più. Questo passaggio perché? Perché noi vogliamo, la mission della nostra cooperativa è rendere le persone più autonome possibili, e quindi vogliamo raggiungere quell'obiettivo di offrire una totalità di servizi e di offerte alle persone che si rivolgono a noi. Io stamattina provengo dall'inaugurazione di un nostro nuovo gruppo appartamento per giovani sempre con disabilità cognitiva. Tra l'altro è multiculturale, perché all'interno abbiamo un ragazzo della provincia di Padova, un ragazzo della provincia di Venezia, un ragazzo che ha origini cinesi e un ragazzo che ha origini albanesi. Loro vivono da un anno già insieme. Questa mattina abbiamo fatto l'inaugurazione. Di questi 4 ragazzi, uno è il famoso moroso di Caterina, quindi è già assunto presso un'azienda. Un altro ragazzo sta attualmente svolgendo un tirocinio SIL, un altro ragazzo ha avuto la DGR 1375 o 1375 che dir si voglia, l'ultimo ragazzo frequenta attualmente il centro diurno, con la prospettiva di poter seguire i suoi compagni. E cosa manca? Manca quella rete di cui spesso si parla, e che stiamo cercando in tutti i modi, prima attraverso il calcio e poi attraverso gli incontri che quotidianamente avvengono spontaneamente, di poter creare una rete solida, imprenditoriale, ma anche non solo imprenditoriale, per dare una risposta a 360 gradi a tutte le persone con disabilità. Quindi la possibilità a chi non può mai arrivare al mondo del lavoro può rimanere al centro diurno, per poi fare piccoli passi per chi invece può progredire e arrivare all'assunzione anche o in cooperativa di tipo B o anche presso le imprese. Mi piace esprimervi un'espressione di un genitore che proprio domenica abbiamo avuto il pranzo sociale e ha lasciato in silenzio, credo per almeno 5 minuti, tutta la sala. È un genitore di un ragazzo che frequenta il centro diurno con disabilità medio-grave, quindi una di quelle persone che di sicuro non potrà mai accedere al mondo del lavoro, ma che sta benissimo al centro diurno e che lavora instancabilmente da quando arriva a quando va via. Lui ha ringraziato la cooperativa perché ha dato dignità
a suo figlio, al bene più prezioso l'ha definito, perché è una persona che avrebbe avuto poca dignità in qualsiasi altro contesto. Ecco, dare dignità a qualsiasi persona, a qualsiasi ragazzo o ragazza con disabilità cognitiva, per noi è l'obiettivo, è la missione di una vita. Poi tecnicamente abbiamo la legge 14 che permette poi per le aziende che non se la sentono, che non riescono o per qualsiasi altro motivo non fanno l'ultimo passaggio di assunzione di un ragazzo con disabilità, la legge 14 permette anche di assolvere gli obblighi di legge fornendo commesse lavorative continuative all'interno della cooperativa. Ecco, questo è tutto il preambolo perché ed è tutto un ragionamento che ci sta appassionando insieme. Esatto, è all'interno, ma questo non volevo togliere la lettura poi del manuale. Ecco, questo per dire se si vuole fare qualcosa ci sono vari strumenti per poterlo fare. Quindi la lettura è consigliata anche per capire che tipo di strumento poter accedere e noi rimaniamo quel bacino d'utenza da cui attingere. Grazie. Grazie Gianluca, è stato un intervento interessante che secondo me si vede anche nel manuale, si può leggere, decifrare meglio. E Luciano, siamo arrivati alla fine. Do la parola anche alla mia collega Roberta Vianello. Allora, ringrazio intanto Luciano Sandonà, il collega, per questa opportunità così improvvisa anche di ringraziarvi, di ringraziare anche Davide per avermi dato, non solo a me, ma anche a tutte le persone che stanno ascoltando, perché ricordo siamo in diretta streaming, e quindi di averci dato e fornito questo bellissimo manuale. Che sicuramente sarà una guida per tutti noi. Io ringrazio perché sono molto sensibile al tema della disabilità e sono molto vicina alla realtà anche nel mio veneziano, dove sto lavorando e ho anche personalmente accompagnato delle associazioni a fare anche un accordo con i commercianti, e quindi un piccolo inizio. E sicuramente farò tesoro di questo. Vi ringrazio e ringrazio ancora Luciano per questa opportunità. Bene, grazie Roberta. Anch'io sono a ringraziarvi oggi perché credo che abbiamo celebrato in maniera degna qui da noi in Consiglio regionale, che lo ricordo è la casa di tutti i veneti, quindi noi qua riceviamo e accogliamo tutte le persone che hanno un qualcosa di significativo da dire, ecco. E credo che oggi qui c'era molto da dire. Sottolineo ancora il carattere positivo del manuale, quindi che guarda con ottimismo al futuro, e quindi credo che magari anche questa è l'occasione per darci un appuntamento magari il prossimo anno con dei buoni propositi, visto che ne sono stati enunciati parecchi, molte idee oggi, il prossimo anno, per vedere anche cosa abbiamo fatto in più. Sono passati anche degli anni dall'81, dalla legge quella del 99, quindi insomma passi in avanti sono stati fatti, ma credo che un'accelerazione in questo tema ci voglia. Ho visto anche il tema lanciato così della certificazione, no? Certificazione di inclusione. Adesso le aziende, le grandi multinazionali, che poi fanno anche, poi nelle grandi nostre aziende, anche nel territorio in Veneto abbiamo tantissime aziende che operano nel mercato internazionale, ormai si mettono il bollino verde, quello delle foglioline, che serve per essere presenti
e per diciamo avere dei fornitori, di clienti di un certo tipo, di un certo standard. Questo discorso me lo fanno normalmente gli imprenditori in questi anni, quindi il tema del green sicuramente, il tema poi anche di bilanci che siano certificati e siano poi bilanci anche sociali che vedano delle forme diciamo importanti per quel che riguarda anche lo sguardo e l'occhio alla società e a tutte le difficoltà che abbiamo visto. Questa è una delle parti delle difficoltà che attraversano la nostra società e credo che dobbiamo fare anche un passetto in avanti per aiutare, per dare uno stimolo anche alle altre aziende. Questo diventerà diciamo obbligatorio, è già obbligatorio nelle grandi società, nelle grandi aziende, e dobbiamo dare anche uno stimolo normativo maggiore anche a tutte le nostre imprese e al nostro tessuto economico, che è un tessuto economico di primissimo piano nella nostra regione, che può fare anche da guida al resto del paese. Grazie, e grazie ancora a tutti quelli, oltre a Davide, l'amico Davide Meneghini, tutti quelli che sono intervenuti oggi.